Falsificare le informazioni sui social per assicurarsi lauti guadagni, in Macedonia dilaga il business delle fake news che ha condizionato anche la campagna elettorale statunitense. Il ministro della giustizia di Atene, Michalis Kalogiru, parla dei suoi trascorsi in Italia e in particolare a Foggia, dove ha vissuto e si è laureato prima di ritornare in Grecia. Un secolo fa venne costituito il regno dei serbi, croati e sloveni. L'anniversario del primo stato jugoslavo è stato quasi ignorato a Belgrado, Zagabria e Lubiana. In Friuli Venezia Giulia, sul set del film Alba di Dalibor Matanic, è la seconda pellicola della trilogia del regista croato dedicata al sole. 3 anni fa vinse a Cannes il premio della giuria. Successo di pubblico al MoMA di New York per la mostra sulle opere architettoniche più spettacolari e innovative realizzate nella Jugoslavia di Tito. In una terra che ancora deve risolvere i problemi legati al suo nome e alla sua identità, sono le identità false a costituire la più pregiata fonte di guadagno. In Macedonia il business che tira di più è quello del clickbaiting, creare contenuti web in grado di attrarre pubblico e pubblicità online. Poco importa se i contenuti e i profili social che li diffondono sono falsi, anzi. Every company needs digital marketing. Chi diffonde news attraverso i social può lavorare con ogni azienda al mondo, perché tutti hanno bisogno di digital marketing, anche i mezzi di comunicazione tradizionale come giornali e radio. Sempre più soldi arriveranno su internet per obiettivi di marketing e serviranno sempre più professionisti come noi. Mirko Ceselkowski è maestro di questa arte ed è diventato famoso, come lui stesso ricorda sul suo sito, per aver prodotto gran parte dei troll che hanno alimentato la campagna elettorale di Donald Trump, con falsi profili che proprio in questi giorni sono finiti sotto inchiesta negli Stati Uniti. In pratica, lui e i suoi collaboratori gestivano falsi profili Facebook che diffondevano notizie a chiappa-click, capaci di infangare la rivale Clinton e alimentare il consenso per il candidato repubblicano. L'abbiamo fatto perché abbiamo visto che c'era un maggiore coinvolgimento degli utenti per articoli destinati ai sostenitori di Trump piuttosto che quelli della Clinton. Un tasso di engagement maggiore significa condivisioni e commenti sul post, ma anche gente che tagga altra gente. Cominciavano così conversazioni che non finivano mai. A sentire Ceselkowski, che da anni tiene corsi dal vivo e online per insegnare ai giovani macedoni come attirare traffico internet e fare un sacco di soldi, il suo obiettivo è sempre stato quello di guadagnare e non di far vincere un candidato o di sostenere una certa ideologia. Certo, riconosce, non sarebbe facile per lui, che è contrario all'ingresso dei migranti, sostenere un democratico, ma l'obiettivo è guadagnare. Con una notizia falsa sui simboli che appaiono nelle confezioni di dentifricio, lui ha fatto $100.000 in 3 mesi, in un paese dove lo stipendio medio è di 300-400 euro al mese. La campagna politica è durata solo 1 o 2 anni, ma ci sono molti altri modi per fare soldi online. Adesso stiamo insegnando ai nostri studenti come creare un'agenzia di digital marketing e come lavorare con budget di grandi compagnie, ottenendo traffico e migliorando le vendite per poi venire pagati a percentuale. È un buon modo per fare soldi a un livello più alto e nessuno ti può criticare per il tuo lavoro, sei un professionista. Ceselkowski ha iniziato negli anni 90, quando la mamma ha ricevuto 30 ore di internet gratis a settimana e lui ha iniziato a costruire siti in cui consigliava ai cestisti tecniche per saltare più in alto. Oggi fa il marketing consultant e il Facebook strategist, ha 11 dipendenti e ne sta assumendo altri 7 e viene pagato da aziende rispettabilissime che vogliono conquistare popolarità o anche assumere le persone giuste. Le fake news, sostiene, non gli servono più, basta scavare a fondo per scovare le notizie più attraenti, anche perché Facebook e Google sono diventati troppo furbi. Dopo le elezioni del 2016, Facebook ha fatto un buon lavoro nel bloccare le fake news, soprattutto quelle politiche. Adesso devi dichiarare prima che stai facendo pubblicità politica e al momento è impossibile far circolare fake news direttamente dalla Macedonia, perché ti chiuderebbero l'account. They will close your account. Ma gli studenti di Mirko non vengono contattati solo da aziende. Politici di varia provenienza, in particolare scandinavi, li avrebbero cercati per costruire consenso. E anche dietro il contributo macedone alla campagna di Trump si allunga l'ombra dell'intelligence russa. Anna Bokachova, una dei 12 cittadini russi indagati negli USA per aver interferito con le elezioni presidenziali, è stata avvistata in Macedonia pochi mesi prima del voto.
E adesso anche le autorità di Skopje, in collaborazione con Washington, hanno aperto 2 inchieste. L'industria della manipolazione è avvisata. È un bel pomeriggio di quasi inverno nel parco della Glittoteca della Galleria Nazionale di Atene, che ospita una collezione permanente di arte contemporanea voluta dalla Fondazione Stavros Niarchos. Qui incontriamo Michalis Kalogyiru, ministro della giustizia. Sono arrivato in Italia nel 1994, sono arrivato nel sud, nella città di Foggia. La mia memoria è la memoria di un pranzo familiare di domenica, è un ricordo non solo dolce ma di sostanza, perché in quegli anni mi sono formato dal punto di vista accademico, ma mi sono formato anche come persona, come adulto. Sono fiero di aver vissuto quegli anni in Italia. Aria di quello che in ufficio spegne per ultimo le luci, attivista di Syriza della prima ora, Kalogyiru, dopo la laurea in Italia nel 2000, discutendo una tesi dal titolo L'istituzione immaginaria del Mediterraneo, torna in patria e ad agosto del 2015 diventa segretario generale del Consiglio dei Ministri e uno dei principali consulenti giuridici di Tsipras fino alla nomina a ministro guardasigilli ad agosto dello scorso anno. Adesso è un professionista, è un politico affermato. Secondo lei che importanza ha avuto il fatto di studiare all'estero? Ho avuto l'esperienza di poter avere uno studio comparativo fra la legge italiana e la legge greca, la vita sociale italiana e la vita sociale greca. D'altra parte ho visto per la prima volta la scommessa della governabilità della sinistra. Ho visto cosa significa una coalizione di partiti di centro-sinistra. Ho visto in quegli anni il problema dei profughi che stava arrivando con grande forza sia in Italia e in Grecia. E all'epoca potevamo capire, intuire la crisi economica che stava arrivando nel sud. La sua è una storia di successo di una persona che è tornata in Grecia dopo aver studiato all'estero, ma sono tanti ragazzi che invece non tornano. A loro cosa si sentirebbe di dire? Questo è un problema che non ha a che fare solo con i ragazzi, con i giovani greci, ma penso anche con i giovani italiani. C'è un problema obiettivo che è quello della disoccupazione da cui soffre sia il mio paese come il vostro. Io peraltro avevo da prendere una decisione se rimanere in Italia e continuare lì a lavorare in Italia o tornare in Grecia. Ho scelto di tornare nel mio paese. Quando ci sono queste difficoltà, io penso che è un motivo ulteriore per rimanere nel tuo paese e cercare di far parte di una soluzione collegiale. In Puglia ha conservato amici? Assolutamente sì. Fino al 2015 venivo in Puglia per far Natale. Tra Kosovo e Serbia continua la polemica per la decisione delle autorità di Pristina di istituire un proprio esercito e di introdurre pesanti dazi sulle merci importate da Belgrado. Il presidente kosovaro Taci ha affermato che la trasformazione delle forze di sicurezza del paese in un esercito è irreversibile. Allo stesso tempo ha assicurato che la Serbia non deve temere per la minoranza in Kosovo. La decisione è stata accolta favorevolmente dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, mentre è stata criticata dalla Russia, dalla Commissione europea e dal segretario generale dell'ONU Guterres. Cent'anni fa, con un processo politico travagliato iniziato con la capitolazione dell'esercito asburgico, nel novembre del 1918 si costituì il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, il primo Stato jugoslavo. Uno Stato frutto di due spinte storiche, le rivendicazioni risorgimentali dei popoli slavi sudditi asburgici e l'espansionismo del Regno di Serbia, una nazione schierata con le potenze vincitrici dell'intesa. L'anniversario della prima Jugoslavia sembra però imbarazzare gli stati eredi di quella esperienza storica.
In Slovenia l'anniversario è stato sostanzialmente ignorato. In Croazia è stato ricordato a Zagabria con una mostra nel Museo di Storia Nazionale. In Serbia invece il premier Vučić ha ricordato come il regno jugoslavo per la prima volta riunì in un'unica nazione tutti i serbi. Ma un secolo fa, come nasceva il regno dei serbi, croati e sloveni? Sicuramente l'idea della Jugoslavia non nasce nel 1918, ma un'idea che nasce già da prima, durante la seconda metà del XIX secolo, che poi però può essere concretizzata grazie al nuovo contesto dettato dalla fine della Prima Guerra Mondiale. I deputati sloveni, croati e serbi del Parlamento di Vienna e del Sabor croato il 29 ottobre del 1918 proclamarono l'indipendenza dei territori slavi meridionali dell'impero austro-ungarico. Questo Stato poi chiese subito l'annessione al regno dei serbi guidato dal reggente e futuro re Alessandro. Lo Stato degli sloveni, croati e serbi, che nasce nella fine di ottobre 1918, dato che non venne riconosciuto praticamente da nessuno, deve essere sostituito con l'unione col regno di Serbia, facendo nascere appunto nel 1 dicembre 1918 il regno dei serbi, croati e sloveni, molto più consone a quelle che sono le aspettative dei diplomatici che poco dopo si riuniscono a Versailles e dettano le condizioni di quelle che sono il nuovo assetto geopolitico dell'Europa dal 1919 in poi. Ma nel 1918 gli sloveni e i croati accettarono o subirono la dominazione monarchica serba? Si uniscono più che volentieri con il Regno di Serbia, pensando appunto a quell'idea jugoslavista che appunto avevano in mente, quell'idea romantica dell'unione di tutti gli slavi del sud. Molti la accettano perché non avevano altre vie di scampo, era molto meglio l'idea del Regno di Serbia che non una nuova dominazione austriaca in alcuni casi o una nuova dominazione italiana. Non dobbiamo dimenticare che la Jugoslavia, sebbene si costituisca, aveva con tutti i propri vicini un problema di confinario. Il seguito della storia è noto. Il re Alessandro fu ucciso nel 1934 a Marsiglia da un terrorista macedone in un complotto organizzato dagli Ustascia croati ma ordinato da Mussolini. Il regno jugoslavo sparì nella seconda guerra mondiale, ma la Jugoslavia, con i partigiani di Tito, fu tra le nazioni vincitrici e realizzò gli obiettivi risorgimentali degli sloveni, dei croati e dei macedoni, diede ai musulmani la dignità di nazione, rianimò il Montenegro e assicurò ai serbi un ruolo determinante. La Federazione Socialista Jugoslava però non sopravvisse alla morte di Tito e fu cancellata dalle guerre degli anni 90. Dobar dan. Matija, jel? Contrapporre gli istinti umani più alti a quelli più bassi. Continua a scavare nell'animo umano Dalibor Matanic, regista croato, premio della giuria a Cannes nel 2015 per Sole Alto, il primo film della trilogia del Sole. È Alba la seconda tappa del suo percorso emotivo, percorso in cui la spiritualità diventa l'unica salvezza dell'umanità in un mondo schiacciato dalla materialità e che non ha il coraggio di confrontarsi con se stesso. L'Alba di Matanic sorgerà nei prossimi mesi. È un'intensa storia d'amore ambientata tra le montagne, una storia in cui lei, interpretata sempre da Tihana Lazovic, dopo la perdita del figlio si rifugia nell'ossessione religiosa, mentre lui, Kresimir Mikic, nell'isolamento e nell'alcol. Ja kažem da možda stvaramo neki novi žanr. Psychocinema. Credo che stiamo creando un nuovo genere, psychocinema. È il racconto di un mondo parallelo, emotivo, spirituale, in cui si riflette ciò che succede nella nostra società. Oko njih, a u njima samima. Psicodrama, kažete da je rekao režiser. Il regista ha detto che stiamo facendo psychocinema? A me aveva detto che avremmo fatto un film d'amore. Scherzi a parte, devo ammettere che è una delle parti più difficili che ho avuto finora. Un personaggio con un mondo interiore complesso, una famiglia che deve affrontare il trauma vivendo in una società in cui si percepisce una forte pressione del fascismo.
Questa è forse la parte più difficile che ho recitato fino ad oggi. Questo posto isolato ci porta a riflettere tanto e ad ascoltare il nostro istinto. Per questo mi piace lavorare con Dado, perché impariamo ad ascoltare le sensazioni e le sensazioni non tradiscono. L'atmosfera delle montagne del Friuli Venezia Giulia, avvolte nella foschia mattutina, sembra perfetta per le riprese di Alba. La troupe ha vissuto più di un mese isolata sul Piancavallo. Quando abbiamo visto questo posto abbiamo detto: questo è il nostro posto, anche se sapevamo che non sarebbe stato facile girare quassù. Per tutta la troupe è stata un'esperienza di vita, esperienza dalla quale sta nascendo un film, una coproduzione tra la Croazia e Rai Cinema. In una valle nebbiosa, una famiglia profondamente divisa deve decidere se andarsene o restare, e qui comincia il film. Al centro del film resta sempre il trauma vissuto da una famiglia. Mentre nel primo film c'era la guerra che si poteva vedere, ora la guerra si percepisce perché si sposta all'interno della famiglia. Un film profondo, quasi mistico, dai tratti minimalistici. Un film dove dalle foschie della montagna che nulla perdona emerge la fragilità dell'uomo, ma dove alla fine sorge l'alba, perché come dice Matanić, qualsiasi cosa succeda, l'amore vince sempre. Ljubav pobjeđuje na kraju sve. L'architettura costruita durante il socialismo titino è straordinaria ed è un'architettura assolutamente spettacolare, che ha moltissimi temi che in questo momento interessano molto il pubblico internazionale. Dall'iconico chiosco, certezza colorata presente dagli anni 60 in tutte le città dell'ex Jugoslavia, ai grattacieli che hanno trasformato le vedute di un intero paese. E poi la torre della televisione di Belgrado, gli alti caseggiati di Zagabria, i condomini di Spalato, la moschea di Visoko in Bosnia ed Erzegovina, il centro telefonico di Skopje, la biblioteca universitaria di Pristina o la piazza della Repubblica a Lubiana. Al MoMA di New York la mostra dedicata a un paese che in realtà ormai non esiste da più di 20 anni, l'ex Jugoslavia. 2000 metri quadri di esposizione per raccontare la storia dell'architettura jugoslava tra il 1948 e il 1980, tra utopia e concretezza. Pojam utopije je veoma važan I što se pominje u naslovu ove izložbe. Il concetto utopia è un concetto importante, nel senso positivo del termine. Lo spiega bene il teorico americano Frederick Jameson, che dice che senza l'utopia la sinistra non esiste, ma senza la sinistra lo stesso liberalismo è destinato al degrado. 400 disegni, modelli, fotografie e film raccolti da archivi comunali, collezioni private e museali per svelare le visioni urbanistiche e architettoniche di uno Stato opposto tra l'Occidente capitalista e il blocco socialista, che però voleva superare la dicotomia tra Est e Ovest. L'architettura doveva così contribuire al progresso sociale. Lo statuto della disciplina e degli architetti era altissimo, era proprio una delle professioni chiave all'interno della struttura organizzativa del territorio. Gli architetti avevano un ruolo determinante nel disegno delle città. Molte città sono legate ad alcuni architetti, Lubiana ad esempio è legata al genio di Ravnikar. Insomma, ci sono architetti che hanno avuto possibilità di costruire molto. Il team di curatori che ha allestito la mostra, che occupa un intero piano di uno dei musei più importanti del mondo e che finora è stata visitata da 2 milioni di visitatori, tanto da convincere il MoMA a prorogarla fino a marzo, ha dedicato ampio spazio anche ai tanti monumenti commemorativi. L'architettura del ricordo degli eccidi e della lotta partigiana penso sia uno dei temi più interessanti della mostra e anche più spettacolari. Quindi troviamo delle opere che sono appunto straordinarie ma molto poco legate a quella retorica che guardiamo solitamente negli altri paesi socialisti. Monumenti, ovvero spomeniks, termine sloveno e croato diventato ora di uso comune internazionale per indicare le costruzioni commemorative, dalle quali in tempi recenti sempre più spesso si cerca di prendere le distanze. Questo è un tema che la mostra in qualche modo cerca di vincere, ed è la dimenticanza, la vergogna che i nuovi stati provano nei confronti di quell'eredità lì.